C'entro anch'io, c'entro anch'io. Rieccoci con Centro Anch'io. Alle mie spalle arrivano i Pink Floyd. E voi direte, i Pink Floyd, Brescia? Ebbene sì, pure i Pink Floyd hanno conosciuto un po' la nostra città. Qui in un albergo di via Gramsci, oggi non più esistente, che si chiamava Hotel Nuovo Gambero, soggiornarono i Pink Floyd, lo storico gruppo britannico del rock progressivo e psichedelico. Era il 19 giugno del 1971 quando vennero a tenere il loro concerto al palazzetto AB, attirando una moltitudine di giovani bresciani. In quell'occasione sperimentarono nuove sonorità, acquistando strumentazione che non avevano mai provato prima. Quello di Brescia fu un evento particolarmente importante perché fu il primo concerto dei Pink Floyd in Italia. Bene, molto curioso questo, magari alcuni di voi si ricordano anche questo concerto. Attenzione al proverbio adesso, è il vibu, l'ombrao e la fonna bella, i dura poc. Andiamo in un negozio rinnovato, bellissimo qui in città, dove si vede tutto bene, ma proprio si vede bene. Siamo tornati da Ottica Renzi in questa sede bellissima, luminosa e rinnovata in via Aldomoro numero 32 e mi hanno detto che lassù a 2 metri di distanza c'è Steven, eccolo. Eccoci, buonasera, buongiorno a tutti. Ciao Steven, senti, tu sei di Brescia, della città, conosci il dialetto? Sì, no, sono scozzese di origine, perciò ecco, il dialetto non è che sono proprio bravissimissimi. Scozzese ma porta il pantalone, perché Esatto. Però ce l'hai la... Non ce l'ho il kilt, no, non ce l'ho. Oh, senti un po', qua Ottica Renzi, hai visto che roba? Veramente bello come negozio, favoloso, veramente rinnovato, rimodernato, veramente bello. La qualità sempre quella, quindi sempre alta. Oh, senti Steven, dalla Scozia al dialetto bresciano, mo te voglio. Ma tu sei, sei qua in Italia sono qua da parecchi anni, a Brescia da 10, però ecco, vediamo. Vediamo, applicati, dai. Vado? Vai. E il vibu, l'ombrao e la fonna bella, i dura poc. Cosa hai capito di questo? Dovrebbe essere il vino buono, l'uomo bravo e la donna bella durano poco. Sì, esatto. Tu cosa hai? Hai il vino buono, l'uomo bravo sei tu, la donna bella, che hai di queste? Mi manca il vino, dai, mi manca il vino. Sei astemio? No, dopo un scozzese, ecco. Vabbè, quindi insomma non è ben augurato, no, insomma ovviamente è soltanto un modo di dire, così per dire che le cose belle poi fanno un po' godute perché durano poco. Vabbè, è durato poco anche il nostro incontro, ma è stato piacevolissimo, grazie. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci a tutti. Siamo usciti perché pure fuori si sta bene al negozio di Ottica Renzo e siamo in compagnia di Cristina. Ciao, buon pomeriggio Cristina. Ciao a tutti. Benissimo, senti un po' Cristina, tu che fai? Ci racconti qualcosa di te, di che ti occupi? Sono cose legali che si possono raccontare? Si possono, faccio la fisioterapista con i bambini al Ronchettino. Bella sta cosa. Bellissimo lavoro. Lo prova un po' qui a leggere. Il vibu, l'ombrao e la fona bella, i dura poc. È proprio così. E quali sono le parole che hai capito? Sicuramente ho capito che l'uomo bravo è difficile da trovare, il vino buono si può trovare a vari prezzi e la fenna bella la si trova sempre. Hai capito? Sei femminista in questo, brava che tieni alto l'orgoglio del gentil sesso, ma l'ombrao non ce l'hai Cristina tu? Sì, ecco, ormai è un po' stagionato anche quello, ogni tanto una rottamazione non farebbe male. La rottamazione addirittura. Ma non lo prende più nessuno, neanche sua madre lo rivuole e quindi lo tengo io. Però è bravo, quindi sarà bravo all'epoca. Sì, è bravo, devo essere sincera, è molto bravo. Barazzolato ogni tanto. No, anche perché è più grosso di me, quindi è meglio evitare. Basta dargli qualche panino e va bene. Col cibo si sistema tutto e la fonna bella sei tu quindi. Certo, sicuramente, ci si mantiene, ci si prova. Va bene, ecco qua, il Vibu, l'Ombra, la fonna bella dura poca, ma speriamo davvero che durino il più possibile come tutte le cose belle. Va bene, grazie a Ottica Renzo, grazie a tutti voi, alla prossima, ciao!